comunque, anche se il Padova è sicuramente una squadra di categoria superiore, però in certi momenti siamo stati un po' troppo tesi, abbiamo avuto un po' troppa paura. Quello che posso rimproverare ai ragazzi è solo di aver sentito un po' troppo questa partita, che è sì una partita di Coppa, però una partita nella quale partivamo sfavoriti, quindi dovevamo solo divertirci e cercare di fare qualcosina di più. Invece l'abbiamo sentita un po' troppo, però questo ci insegnerà nel futuro a non sentire più le partite. Abbiamo fatto un'ottima preparazione, i ragazzi sono sempre stati partecipi, puntuali e sempre molto convinti del lavoro che stiamo facendo. Finora gli amichevoli sono andati bene, ma le abbiamo fatte anche con squadre di categoria inferiore. Oggi era un test importante, ripeto, ci sta la sconfitta, mi aspettavo qualcosina di più sul punto di vista della grinta, della determinazione, di non prendere 8 gol, ma qualcosa di diverso. Però ci insegna anche questo a dover vivere le partite magari con una serenità diversa rispetto a questa sera. Sapevamo che era una squadra di 2 categorie superiore, che era un'ottima squadra, e per noi infatti era un test per vedere come eravamo messi e dove possiamo migliorare nelle partite che contano, diciamo. Una delle prime cose importanti che ci siamo detti tra di noi è che il gruppo è fondamentale e quindi anche su questo ci stiamo lavorando. Abbiamo tutti molto voglia di fare, siamo tutti positivi, quindi diciamo che ci sono tutti presi un po' i posti per poter far bene, ma dopo è sempre il campo che parla. Abbiamo confrontato con la nostra squadra e da qua abbiamo capito che si può migliorare molto e bisogna mettere sempre il cuore in tutto.